una giornata speciale quella trascorsa oggi in questo luogo. Sicuramente, bellissimo. È la conclusione dove i sapori emergono e prendono vita, prendono forma. Allora, come era nel pensiero, ora assaggiamo la bruschetta con il pomodoro che siamo andati a raccogliere, ovviamente condito con l'olio, l'origano, il basilico, insomma per come si deve. Ok. Ovviamente un po' d'olio fa la sua parte. E tra poco Valentina ci mostrerà qualcos'altro perché abbiamo visto la preparazione in cucina. Verissimo, abbiamo fatto la marmellata di gelsi e quindi dobbiamo gustare il pane caldo che abbiamo fatto con la marmellata di gelsi. Quindi la spalmiamo su questo pane morbido, morbido e caldo oltretutto. Quindi nei prossimi giorni su Bella Sicilia vedremo la preparazione della marmellata di gelsi. Sì, assolutamente. Seguiteci così non vi perdete la ricetta. Gelsi che abbiamo raccolto direttamente qui in questo luogo. Assolutamente sì, nel nostro albero. Carmelo, Sì. diciamo agli amici che si stanno collegando in questo momento dove ci troviamo. Allora, ci troviamo a Reitano, in provincia Messina, e sui Nebrodi, nella costa tirrenica. Dietro di te c'è il mare, lo vediamo qui, ecco, La guardate. nostra maestosità. È un panorama mozzafiato con le isole Eolie in profondità che danno quel senso di raggiungimento di un obiettivo. Io mi sono trovato in altri posti dove il mare sconfinava al punto di potersi perdere anche sentimentalmente. Da noi abbiamo questo privilegio. La visibilità delle isole Eolie ci danno un raggiungimento di confine, di obiettivo, di panorama che rende la visuale molto più ricca. Qui abbiamo nonna Lucia, abbiamo fatto il pane in casa, in pagina c'è già il video, quindi per chi volesse vedere il momento dell'impasto, della preparazione del pane, basta andare in pagina. Intanto facciamo i complimenti a nonna Lucia perché il pane è venuto veramente buono. Grazie. Ed è una grande soddisfazione quando il pane viene perfetto. Quando il pane viene bene, c'è una soddisfazione che ho fatto il pane, se no... E adesso noi l'abbiamo gustato già cunzato, quindi lo vediamo qui, il pane condito. Esatto. Cosa abbiamo messo? Pane condito. Vediamo cosa abbiamo messo dentro. Abbiamo messo i pomodorini e con l'olio, l'origano e il basilico. Mentre qui abbiamo fatto il classico. Pane, sì, il classico pane condito, insomma, o per meglio dire pane cunzato, che all'interno non c'è nient'altro che olio, sale, acciuga e origano, che giustamente sono quei sapori semplici che si fanno apprezzare veramente in un modo divino. Olio a metro zero, perché gli alberi sono proprio lì, dietro le tue spalle, vero? E diciamo che più a zero è un discorso che c'è il raggiungimento del frantoio, l'obiettivo che ci dobbiamo distaccare dal proprio posto per il frantoio, ma poi ritorna qua, perciò teoricamente e praticamente di fatto è a chilometro zero. Cos'altro abbiamo preparato? L'altra chicca che andiamo un pochettino a presentare è cestine di caponata, è una pasta frolla fatta a forma di cestino, forma di stella, dove la caponata va a fare un pochettino il suo gioco di sapori. La caponata è inutile che la spieghiamo perché la conosciamo tutti molto bene, anche se fra una provincia o un luogo o un altro viene un pochettino personalizzata, ma di fatto la caponata è un miscuglio di verdure, olive, capperi, melenzani, peperoni. Ok,
Anche queste, molte vengono dal tuo orto che è allestito proprio qui in questo luogo. Esatto, sicuramente sì, anche perché sono dei prodotti, insomma, basilari che facciamo anche noi. E qui abbiamo la pizza, l'abbiamo cotta anche qui nel forno a legno. Il forno a Questa è legna la oggi. pizza che abbiamo fatto oggi e prende visione nel nostro tavolo, dove totalizza l'unione di tanti sapori, di tanti bei sapori. Volevo aggiungere una cosa, con la stessa pagnotta che abbiamo fatto del pane, con il pane diciamo pagnotta lievitata, l'abbiamo poi fritto e abbiamo preparato i kuduruna allo zucchero, quindi diventa un dolce, un piatto che viene servito come dolce. E infine abbiamo preparato la nostra crema di nocciole che abbiamo spalmato sempre su questo pane caldo ed è tutto davvero buonissimo. Da premettere anche, aggiungo alle tue dolci parole, che i kuduruna, come possono essere servite come un dolce con lo zucchero, altrettanto possono essere servite con il sale, che diventano un antipasto che è altrettanto buono. Mentre in questa crema di nocciole non abbiamo messo lo zucchero. No, abbiamo aggiunto i datteri che sono appunto un dolcificante naturale e viene altrettanto buona come se fosse la crema di nocciole che troviamo al supermercato. Anche in questo caso la ricetta completa presto su Bella Sicilia. Intanto a nonna Lucia chiediamo, ma i kuduruna si facevano sempre quando si Sì, finiva il pane? kuduruna è stata una cosa che hanno fatto sempre. Quando si faceva pane era una tradizione per fare i kuduruna, sempre. Dolce povero. Quindi quando si era bambini si aspettava il momento del Sì, pane perché aspettava un pane che facevamo i kuduruna, anche i vastelli, diciamo, era una cosa più usuale farle, ora si fa la pizza, che sai. Ma però prima i kuduruna erano una cosa più sbrigativa, i vastelli pure che si facevano con l'uoglio, era una cosa più usualmente. si facevano sia salate e poi sia in versione dolce, tutte le due versioni. I kuduruna sia dolce sia salate, ma i vastelli no. E quindi lei quando era piccola aspettava questo momento. Sì, perché i nonni, la mamma, facevano tutte queste cose, prima li facevano tutte, non è che ora che non se ne fanno più. Ora si fanno, se viene la volontà di dire voglio fare una kuduruna, basta un pochino di pasta, una e fa. Ma tanta tradizione era quando si faceva pane. Si faceva pane, faceva i kuduruna, faceva i vastelli. E poi in ogni casa c'era un forno a legna. Sì, sì, la maggior parte sì. Tanto l'abbiamo in casa. Da stanza, da cucina c'era un forno a tutte le parti. Ora non ce n'è più perché ho le stanze pulite. E invece qui Carmelo, in questa bellissima location, guardate che bello, ecco proprio lì c'è il forno a legna, c'è il barbecue, tutto qui a portata di mano per vivere un'esperienza indimenticabile, con la propria famiglia, con gli amici. Sì, sì, in uno spazio, devo dire, molto, ma molto ristretto, e diversi centinaia di metri quadri, ma è un lusso, è un lusso, è una battuta, insomma, che racchiude, insomma, la lussuosità del piacere di vivere in un contesto dove spazi e libertà è un connubio che si sposano divinamente. Ecco, questo è il tuo paradiso, è stato il tuo paradiso per tanti anni, perché qui il progetto inizia da lontano. Da più di 20 anni. E allora ci sarà la possibilità adesso per chi vorrà magari di vivere questa esperienza qui in questo luogo, perché tu purtroppo per motivi personali devi allontanarti da qui, e ti piacerebbe che qualcuno che ha il tuo amore e la tua passione per la nostra bella Sicilia magari si prendesse cura di questo luogo. Ne sarei onorato, trovare la persona giusta che possa rispettare e onorare, insomma, quello che può offrire. Grazie Carmelo. Allora, se volete magari delle informazioni, volete parlare direttamente con Carmelo, contattatelo. Ciao a tutti. Un caro abbraccio, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti amici da questa bellissima località. Guardate che panorama fantastico da qui. Mare siciliano, quindi se volete contattare Carmelo vi darà tutte le informazioni che desiderate. Ciao a tutti.